Allora, buongiorno a tutti, siamo qui per l'ultima conferenza dell'anno. Noi andiamo per anni scolastici, anno 25-26, per la conferenza Storie di frutta e dintorni. Vorrei ringraziare ancora per l'ospitalità l'Accademia Ligure di Scienze e Lettere che come ben sapete da ottobre ci ospita, perché il nostro museo è chiuso al pubblico. Io sottolineo perché diciamo direttore e tutti gli altri lavorano comunque all'interno del museo. Grazie io anche a tutti i soci che ci hanno seguito, ecco, in questo spostamento, che ci continuano a seguire e a sostenere. Il nostro prossimo appuntamento, no, come ci diamo sempre di volta in volta, sarà a ottobre, no? Il primo giovedì di ottobre, che se non sbaglio è proprio il 1° di ottobre. Adesso organizzeremo il programma, riprenderemo a rivederci sempre con le conferenze al giovedì. Gentilmente il nostro professor Pestarino, presidente dell'Accademia e nostro socio, ecco, ci hanno confermato questo, e noi siamo un po' quelli del giovedì, quindi ci fa piacere poter continuare in questo. E riprenderemo a ottobre, fine 26, e andremo al 27, che poi è il nostro anno un po' fatidico, il nostro centenario, e quindi stiamo attrezzando per organizzarci per il centenario. Allora, adesso io vorrei dare la parola a Marco Paolo Griniti e a Marcello Maimone, che terranno questa conferenza. Io ho portato un testo, Storie di frutta e dintorni, che hanno scritto insieme i nostri due relatori, che quindi può essere memoria e futuro delle varie genovesi, quindi insomma chi è interessato può naturalmente acquistare questo testo. Ci accompagneranno questi due relatori tra le varietà di frutta del genovesato. Loro hanno lavorato, entrambi hanno insegnato all'Istituto Agrario Marsano e anche alla sezione distaccata che c'è a San Siro di Struppa. Marco Paolo Griniti è ex docente di agronomia presso l'Istituto Marsano, Marcello Maimone ex docente di economia agraria sempre presso l'Istituto Marsano ed è anche un nostro socio. Quindi li ringrazio per essere qui con noi e vi do la parola. Allora, grazie Carla, grazie a tutti voi. Trovarmi da questa parte mi fa un certo effetto, visto che ho partecipato a tante conferenze ma non mi era mai capitato di parlare, per cui cerchiamo di affrontare questo tema della biodiversità agricola. Abbiamo parlato di biodiversità in tante salse, quella agricola è un po' particolare e cerchiamo di svilupparla in una maniera un po' originale. Allora, non vuole? Faccio sia a destra, eccola qua, eccola qua. Non sono patate, è una scuola. Il 22 aprile era la giornata della biodiversità e ormai da 2 anni così partecipiamo all'iniziativa di NE con quel giardino particolare. Vi volevo far vedere quel giardino particolare che abbiamo aiutato a costruire circa 20 anni fa, è diventato sempre più bello. I bambini della scuola elementare, della scuola materna di NE e poco quelli delle medie hanno iniziato a lavorarci mettendo insieme ogni aiuola è una varietà locale. Qui vedete tutto quell'elenco che c'è di piante, sono tutte varietà locali e costituiscono questo ortofrutteto, e lì con i bambini abbiamo festeggiato la giornata della biodiversità.
Abbiamo regalato qualche albero perché noi siamo un po', abbiamo questa cosa degli alberi, per cui abbiamo regalato alcune varietà locali della nostra provincia e abbiamo arricchito questo posto. I bambini sono molto attenti a queste attività e quest'anno c'erano tutte quante le loro produzioni dove facevano notare come l'andare nell'orto sia una delle cose più belle che fanno a scuola. Noi abbiamo promosso nella nostra attività circa 52 orti didattici in tutta quanta la provincia di Genova. Questo è uno di quelli che sono rimasti, tanti non ci sono più. Comunque questo era per ricordare questo aspetto della storia, perché siamo una regione con una grande storia agricola. Non saremo molto importanti dal punto di vista economico, ma in fatto di storia non siamo secondi a nessuno. Adesso cercheremo di vedere appunto un po' di queste cose. Queste attività le abbiamo spesso sviluppate con il Consorzio della Quarantina. Il Consorzio della Quarantina è un'associazione fatta da agricoltori, esperti, appassionati che hanno lavorato principalmente sulle patate. Siamo stati uno dei primi gruppi che hanno attivato delle conservazioni di prodotti antichi. Si parla ormai di 25 anni, 26, no, diciamo che sono più di 30, ma lasciamo perdere. Il Consorzio della Quarantina appunto ha valorizzato le varietà locali della provincia e di conseguenza abbiamo costruito adesso un museo con il Parco dell'Aveto. È il museo della patata in cui si conservano le storie delle nostre patate e non solo delle nostre patate, perché le patate sono venute dall'America e i nostri amici peruviani ci hanno regalato oggetti della loro tradizione. Era una visita che volevo proporre e che non abbiamo fatto, ma sicuramente merita di essere sviluppata. E lì accanto c'è anche una casa delle sementi, perché ci interessiamo di sementi locali e di scambio delle sementi, per cui questo nella nostra attività didattica abbiamo lavorato moltissimo col Consorzio della Quarantina, con le scuole e più nella ricerca delle varietà locali. Questo è il campo catalogo del Consorzio della Quarantina. Vi devo raccontare che viene fuori da un atto di disobbedienza, perché nel 2000, anno internazionale della patata, abbiamo fatto una mostra con 600 varietà di patate di tutti i generi, tantissime storiche, tante provenienti dal Perù. Dovevamo distruggere tutto come giusto che sia, ma non ci siamo riusciti. Ed è diventato il campo catalogo che si è arricchito attraverso lo scambio con tutte le parti del mondo di nuove varietà, per cui noi manteniamo la biodiversità viva, cioè non siamo in una banca del seme, ma coltiviamo 3 piante per ogni varietà. Adesso lavoriamo anche sui fagioli, su tante cose, ma di queste poi faccio parlare Marco, che è l'esperto più esperto di me. Ecco. Posso chiederle un piacere su questo? Sì. Parla o per la zona lì o dietro. No, allora mi muovo qua, non mi muovo più, guarda, non mi muovo più. Ecco, fra i posti iconici ci sono anche nel campo della frutta il campo catalogo presente a San Siro di Struppa, di cui vi racconterà la storia Marco, e casa sua. Casa sua, lui ha un terreno con tantissime varietà che troverete nel libro che adesso vi racconteremo, che sono mantenute e servono per essere sviluppate. Tante di queste piante vengono date a vivai, lo abbiamo fatto dall'inizio del nostro lavoro, in maniera tale che siano a disposizione delle persone. Parlando di biodiversità, se vedete noi la intendiamo come una ricchezza delle comunità,
e di conseguenza tutto quello che raccogliamo, tutto quello che facciamo è collegato al gruppo di persone che poi queste varietà le hanno costituite, hanno cercato di valorizzare. Per cui c'è un'attività questa molto, molto importante. Sembrano delle cose vecchie, qualcuno le ha citate come retroinnovazioni, perché erano delle filiere che avevano un valore economico, la mela cabellotta piuttosto che la mela Carla, piuttosto che gli agrumi, ecco, però vale ancora oggi, per cui il valorizzarle porta a un'attività economica che può avere valore. Se non c'è attività economica non si può lavorare in campagna è duro, però è utile svolgere questa attività. Vuoi dire qualcosa tu sulla biodiversità? Ma il termine biodiversità è un termine, diciamo, che ormai è utilizzato largamente dovunque si vada a parlare appunto di queste tematiche. Chiaramente noi abbiamo lavorato tanto sulla diversità genetica, nel senso che abbiamo cercato di mantenere in vita, ma non perché, come diceva Marcello, è un discorso di nostalgia, un discorso di appartenenza al territorio, ma proprio perché abbiamo ritenuto che le varietà che c'erano nel passato, che piano piano con l'esodo rurale si sono rarefatte sempre di più, siano invece un patrimonio importante da mantenere in vita, anche perché non sono soltanto delle varietà così diciamo messe lì che fanno parte appunto di un museo, ma sono elementi che possono valorizzare al meglio il nostro patrimonio frutticolo. Noi parliamo di frutta perché ci abbiamo lavorato, ma qualcosa abbiamo fatto anche nel settore orticolo, quindi già che c'eravamo abbiamo detto vediamo qualche varietà anche di pomodoro, di ortaggi che possono essere meritevoli di essere mantenute in vita. E quindi abbiamo lavorato tanto sulla diversità genetica, cercando di andare nelle vallate del nostro territorio, e abbiamo ricercato quelle che ancora, soprattutto diciamo nel settore della melicoltura e della pericoltura, che ancora erano presenti sul territorio e gli agricoltori le avevano preservate, e anche se non le avevano preservate c'erano degli alberi abbandonati che comunque erano presenti ancora su quel territorio, vivi e vegeti, anche se un po' malandati, poverini. Però noi cosa abbiamo fatto? Siamo andati sul territorio, all'inizio, se vuoi andare avanti, come scuola, perché il nostro impegno è stato soprattutto all'inizio come attività scolastica, che doveva essere appunto un modo per attivare gli studenti su queste tematiche, fargli capire cosa vuol dire biodiversità, far imparare a loro la cultura della tradizione, del territorio, insomma, e quindi era un po' un discorso legato a tante discipline. Infatti all'inizio molti colleghi dell'istituto hanno aderito a questo progetto e hanno portato avanti questo discorso legato alla biodiversità. All'inizio siamo andati con colleghi di Italiano Lettere a far visita a queste persone che noi avevamo imparato a conoscere, e facendo queste interviste abbiamo imparato a conoscere queste varietà, cosa rappresentavano queste varietà per il loro territorio, e è venuto fuori un discorso legato anche al modo per poter mantenere in vita queste varietà, insomma. Infatti l'obiettivo era, soprattutto all'inizio quando si è lavorato con l'Ente Parco di Portofino, era quello di andare sul territorio del Monte di Portofino, conoscere questi agricoltori che ancora avevano queste varietà conservate nei loro campi, prelevare il materiale, ora parlerò di marze. Qualcuno sa cosa sono le marze? Sono dei rami che vengono utilizzati per propagare, per diffondere la varietà che noi vogliamo diffondere.
E quindi queste marce sono state prelevate sul territorio e poi le abbiamo portate a scuola, dove sono state diffuse, propagate, e in parte le abbiamo inserite in questo campo catalogo di San Siro di Struppa, qualcosa anche a Sant'Ilario, e poi diciamo, l'obiettivo era quello di riportarle sul territorio, quindi una volta che le piante erano cresciute venivano riportate sul territorio e regalate a questi agricoltori o anche a tutti quelli che avevano aderito al progetto. E questo è stato l'inizio. Dopodiché, appunto, attraverso questo impegno costante sul territorio siamo andati anche a titolo, diciamo, personale o comunque con l'aiuto di altri colleghi che sono stati molto sensibili a questa tematica, siamo andati appunto nelle altre vallate del Genovesato, quindi Val Brevenna, Val Trebbia, Val d'Aveto, Valle Scrivia, eccetera, e lì abbiamo cercato appunto di portare avanti questo discorso. Ne è nato un campo catalogo a San Siro di Struppa, che è tuttora, diciamo, presente e validamente, diciamo, conserva queste varietà di alberi da frutta. Marzano ora magari vuoi tornare un attimo indietro, perché il problema qual è stato? Qual è stato il problema? Il problema è che ovviamente queste varietà erano conservate sul territorio, perché una volta diciamo, l'agricoltura era fatta a livello di piccoli ambiti territoriali, gli scambi erano limitati, le persone diciamo coltivavano queste varietà che tramandavano nel tempo e se ne uscivano delle nuove venivano conservate se erano valide, se non erano valide venivano innestate con varietà magari del luogo che erano state selezionate nel tempo. Questo è stato fino a che, diciamo, non c'è stato l'avvento della industrializzazione. Questo ha portato, lo sapete meglio di me, a uno spopolamento delle campagne. Chiaramente l'esodo rurale ha fatto sì che queste varietà fossero abbandonate e, tranne i pochi estimatori che le hanno mantenute, nella maggior parte dei casi si sono disperse e quindi l'esodo rurale. Poi contestualmente cosa è successo? È successo che la grande industria ha portato sì anche nel settore frutticolo l'avvento delle nuove varietà, perché per carità non abbiamo niente contro il miglioramento genetico, la selezione diciamo genetica e quindi le innovazioni tecnologiche anche nel settore agricolo, però purtroppo sta di fatto che a fronte di centinaia, migliaia di varietà locali si sono invece piano piano sono state sostituite con delle varietà scelte dal grande vivaismo e che venivano, le persone chiaramente si affidavano a questi vivai giganteschi in Toscana, anche in altre parti d'Italia dove appunto venivano propagate tramite l'agricoltura intensiva e logicamente il numero delle varietà frutticole si è sensibilmente ridotto. Noi quindi abbiamo cercato attraverso questo libro di far conoscere queste varietà, di non dimenticarle perché è un patrimonio, anche perché poi sono buone. Io garantisco che quando andiamo in campo e raccogliamo una franchina, quella non ha il verme o comunque ce ne può essere una che ha il vermiciattolo dentro. Se andiamo a prendere una varietà di franchina, di buon boccone, eccetera, queste varietà maturano bene perché sono legate al territorio, quindi sono frutto dell'adattamento nel tempo e quindi diciamo, oltre al gusto, alla prelibatezza di quello che uno mangia, è sicuro che senza fare degli interventi chimici che oggi sapete sono presenti in tutti i prodotti diciamo ortofrutticoli, e quindi c'è il discorso anche delle tolleranze che nell'agricoltura non biologica è purtroppo un problema che nessuno si pone, anche perché non ne parla quasi mai nessuno, e quindi questo aspetto diciamo fa sì che queste varietà possano essere, secondo il nostro punto di vista, mantenute e anzi diffuse sul territorio ancora di più, e questo era un po' il nostro obiettivo. Passo indietro, signor Marzano, Bernardo,
la scuola ha 144 anni, gli amici del Museo Doria ne hanno 100, per cui si sono incrociati in qualche maniera. Era un personaggio un po' particolare, era un mazziniano, era un operatore del porto, era ricco, aveva accumulato una grossa quantità di terreno, però a un certo punto ha detto vabbè, per il futuro dell'agricoltura locale bisogna costruire una scuola, e di conseguenza buona parte delle sue proprietà sono finite nella costruzione della scuola, che è una delle prime scuole agrarie d'Italia. Dal punto di vista della biodiversità, Bernardo Marsano nel suo testamento dice che è estremamente importante tutto quello che c'è nell'azienda, ma la cosa più importante che ci lasciava è questo libro, che si chiama Pomona Italiana, fatto da un altro signore che si chiama Giorgio Gallesio, conte di Finale, magistrato, politico, ha rappresentato la Repubblica di Genova al Congresso di Vienna. C'erano due genovesi, c'era lui e il De Ferrari di Piazza De Ferrari, perché lui era il più ricco, era uno dei più ricchi e c'era per quel motivo. Gallesio, insomma, rappresentava un qualcosa di molto poco importante, però già allora era molto famoso perché perché questo libro era estremamente, è stato è un pilastro della frutticoltura del momento. Siamo intorno al 1815, è stato pubblicato nella prima versione, per cui ci ha dato in eredità questa cosa e noi l'abbiamo conservata, studiata, applicata, perché abbiamo cercato le varietà, non siamo gli unici, c'è una bellissima collezione di piante della pomona in un vivaio di Cisano sul Neva, il vivaio Montina, hanno circa 40 varietà di quelle rappresentate da Gallesio. In tutta Italia trovate dei musei collegati al Gallesio, ma la cosa più importante dal punto di vista nostro è che l'abbiamo digitalizzato attraverso il lavoro di appassionati, studenti, insegnanti, agricoltori, professori universitari, e l'abbiamo messo a disposizione di tutti in Italia. Ancora oggi è possibile trovarlo in forma digitale o se no in formato il Pentagora, che adesso non c'è più come casa editrice, l'ha pubblicato in questa versione più piccola e anche in una versione più grande, che è più bella perché le tavole sono bellissime. Fate conto che la pomona è 4 volte, una dimensione di 4 volte è una roba così, e praticamente ogni tavola è un quadro, era fatto da pittori importanti dell'epoca ed è una meraviglia. Se qualcuno poi se ne vuol girare, non è bello come l'originale, ma se ne può fare una cosa. Questa è Sant'Ilario in momenti diversi. Vi faccio notare quella stampa, è l'unica stampa che abbiamo di Sant'Ilario dell'inizio del 600. A me colpisce perché se guardate quel monte, che oggi è pieno d'alberi, non ce n'è manco uno, c'erano soltanto dei prati e un po' di cereali. Ecco. E vicino al mare c'erano gli agrumi, perché la tradizione, per noi la tradizione più importante era quello degli agrumi. Vi faccio notare che non c'erano lì ancora neanche gli ulivi, che pure arriveranno di lì a poco. Quella invece è una foto degli inizi del Novecento. Direi che se uno va a scuola adesso vede qualcosa che è un po' diverso da quello. Quella foto dava un'idea molto più bella della scuola di quello che c'è oggi. La pomona ve la racconto perché è importante. 1000 pagine, 156 tavole, racconta la frutticoltura dell'inizio dell'Ottocento, facendo conto che all'inizio dell'Ottocento la Liguria era estremamente importante. Erano importanti le coltivazioni di albicocche,
c'era tanta biodiversità nella vite, c'erano tanti ulivi, c'erano gli agrumi ancora, anche se meno rispetto al passato, c'erano le nocciole, le castagne, insomma eravamo tra le prime regioni di produzione di tutte quante queste culture che ho citato. Di Giorgio Callesio vi ho già detto e di qui inizierei di nuovo a lasciare la parola a Marco per parlare delle... Sì, come vi dicevo prima, tutto è iniziato col progetto Mela Limonina. Perché Mela Limonina? Perché è una mela, anche se le mele qui da noi nella zona diciamo vicino al mare non sono molto adatte, no? Però questa mela è una mela tipica della zona del Tigullio, quindi sul monte di Portofino. C'erano diversi agricoltori che avevano questa mela e quindi il progetto iniziale dell'Istituto Marzano con gli studenti è stato quello appunto, in collegamento con l'ente parco di Portofino, è stato quello appunto chiamato progetto Mela Limonina, che aveva l'ambizione, come vi dicevo prima, di ottenere queste varietà, prelevarle, portarle a scuola, propagarle, diffonderle, cioè, e quindi attraverso gli innesti si creavano delle nuove piante e poi restituirle agli agricoltori o comunque diffondere di nuovo sul territorio. Questo progetto era multidisciplinare perché appunto, come dicevo poc'anzi, l'obiettivo era quello di far crescere anche gli studenti dal punto di vista didattico, far riconoscere appunto la realtà storica anche dei luoghi, parlare con le persone, era un arricchimento anche di cultura tradizionale. Posso dire una cosa? Avevamo 3 compagni di viaggio che erano il professor Rebora, il professor Moreno e il professor Quaini, che ci hanno insegnato tante cose su questo. E poi appunto la metodologia, un po' quella che vi ho spiegato adesso, cioè quella di prelevare, propagare e poi ridistribuire sul territorio. Quindi, e poi, come vi ho detto, il campo catalogo di San Siro è iniziato proprio, e parliamo di anno 2000, perché il progetto Mela Limonina è iniziato nel 99 e poi il campo catalogo è partito dal 2020, quindi l'anno successivo abbiamo iniziato a piantare. La nostra azienda a San Siro soprattutto perché era quella che aveva l'ispirazione ortofrutticola, nel senso che quando ho iniziato a lavorare nella scuola di San Siro c'era soltanto il biennio professionale ed era la sezione per l'ortofrutticoltura, mentre a Sant'Ilario c'era floricoltura e giardinaggio, quindi avevamo questo binario, il doppio binario, e quindi a San Siro, che aveva questa vocazione ortofrutticola, abbiamo iniziato a piantare questi alberi, perché prima praticamente cosa si faceva? Si faceva ortaggi, quindi si coltivavano le patate, le fave, era un po' il nostro fondatore della scuola di San Siro, professor Chepi, diciamo che è stato il capostipite dei docenti della scuola agraria, era quello che si è dedicato anima e corpo alla scuola e aveva appunto costruito questa azienda che produceva anche per il settore, per il pubblico, quindi vendeva i prodotti diciamo a chiunque. Ecco, parliamo di agrumi perché diciamo il libro che abbiamo pubblicato parte un po' con gli agrumi, nel senso che, come diceva Marcello, la tradizione ligure nel settore degli agrumi è molto profonda e molto antica. Vengono coltivati dappertutto adesso, però ecco, non sono in pericolo di estinzione perché il pernambuco, il Washington Navelle è conosciuto, è diffuso, ecco, mentre per esempio il limonino senese, la limonina, essendo stata soppiantata un po' dai limoni amalfitani e dai limoni della zona appunto campana del meridione, diciamo si è un pochettino ridimensionato. Io ne ho una pianta che diciamo produce, anche se
poverina è un po' sofferente, sto cercando di fare delle nuove margotte, quindi la margotta è una, non so se lo sapete, ma la margotta è una pianta ottenuta attraverso la radicazione di un ramo, no? Quindi io ottengo da un ramo una nuova pianta e quindi cerco di mantenerla in vita. Se qualcuno me la chiede gliela produco, gliela faccio avere e in qualche modo insomma riusciamo a mantenerla. Il limone senese, per esempio, a differenza dei limoni amalfitani, che peraltro sono buonissimi, anche non voglio certo mettere in discussione, però per esempio il limonino genovese ha la buccia molto più sottile, è molto più succulenta e quindi la polpa è molto più succosa, anche se è leggermente più amarognolo, però mentre l'amalfitano per esempio ha la buccia molto più dolce e più spessa e quindi queste due caratteristiche insieme fanno una bella cosa, insomma, ecco, da mettere insieme. Due cose, tanto per... il signor Petrarca, passando per la Liguria, dice che la Liguria è un giardino pieno di citroni, per dirvi quanto è antica la nostra tradizione. Intorno al 1460 in piazza Tomaseo piantano degli agrumi per abbellire la piazza. Questi sono quelli che sono rimasti maggiormente nella tradizione, facendo conto anche dell'arancio amaro. C'erano le distillerie, si raccoglievano i fiori, si distillavano e c'era il fior d'arancio. D'altra parte il panettone genovese, il fior d'arancio è un elemento importante, ma non è un elemento importante a caso, perché c'era una forte produzione a Nervi, c'era una forte produzione anche nella parte di Bordighera, sopra Bordighera, Valle Bona, oggi c'è un museo, addirittura un presidio di slow food sul fior d'arancio per farvi vedere la tradizione. Il chinotto era quasi scomparso, adesso è diventato presidio di slow food, c'è stata una valorizzazione. C'è una grossa attività da parte della Regione Liguria sulla valorizzazione delle varietà locali. Si è partiti da zero e oggi troviamo molto di questa tradizione. A me gli agrumi piacciono, per cui abbiamo a scuola 50 varietà di agrumi in un podere a parte dove abbiamo raccolto varietà da tutta Italia. Il problema che abbiamo avuto con gli agrumi è stato quello delle gelate. Nei momenti delle grandi gelate, grande quantità di agrumi sono andati perduti. Nervi era una delle zone più importanti, Rapallo era una zona più importante, Sanremo era una zona più importante, Bordighera era una zona molto importante. Anche nel Levante ligure c'era tradizione da questo punto di vista. Volevo precisare una cosa perché appunto non ci fossero poi degli equivoci o comunque il nostro lavoro è stato un lavoro che ha impiegato parecchio tempo, perché non è come seminare e poi raccogliere nella stessa stagione. Piantare un albero significa aspettare, come facevano una volta, perché ricordo mio nonno, mio papà, che mi raccontavano che loro quando mangiavano i frutti, no, si sputavano il nocciolo, ma lo sputavano diciamo ai bordi del campo, in modo che nasceva una piantina, la lasciavano crescere, una piantina nata da seme, una pianta che deve fare il suo percorso di crescita, perché si chiamano franchi, no? Piante nate da un seme di una varietà che era coltivata, e queste piantine impiegano tanto tempo prima di iniziare a fruttificare, perché devono attraversare la fase giovanile, quindi piano piano, e poi una volta che iniziavano a fruttificare, loro cosa facevano? Selezionavano se la pianta, cioè il frutto che davano e le caratteristiche agronomiche erano favorevoli, con la loro esperienza ovviamente erano favorevoli, le mantenevano e le diffondevano sul territorio, e se invece non andavano bene cosa facevano? Prendevano dal vicino o dall'amico e le innestavano con una varietà del posto, e questa era la storia di una volta. Adesso tutto questo non c'è più, e quindi ovviamente lo fanno i vivai specializzati
specializzati, per carità, c'è tutto, però come vi dicevo il rapporto era, mentre prima c'erano, non so, tutte le vallate di Genova, immaginate, e c'erano 100 varietà di alberi da frutta in ogni comprensorio, e moltiplicato per tutte le vallate facevano tanta biodiversità. Oggi c'è la mela Golden, la mela Stark, c'è la mela Smith, quelle varietà che noi conosciamo tutti perché ovviamente sono oggetto di commercio. Ecco, il lavoro che abbiamo fatto noi, come vi dicevo, è un lavoro che non ha il valore della scientificità assoluta, nel senso che non è che abbiamo fatto un'analisi, siamo andati a fare un'analisi del DNA per cercare, diciamo, no? Chiaramente poteva essere uno strumento in più, poteva essere una valorizzazione in più della caratteristica della varietà, della cultivar, però noi abbiamo fatto un lavoro con le nostre risorse cercando poi appunto di sapendo che quelli erano i frutti che sono stati selezionati nel tempo e che gli agricoltori ci hanno dato, e le abbiamo mantenute. Ecco, adesso volevo appunto parlarvi un attimino di queste varietà, ma molto brevemente. Ecco, per esempio Visto, seguendo il tuo discorso, nella Pomona si parla dell'ulivo gentile. Ulivo gentile, uno dice cos'è l'ulivo gentile? L'ulivo gentile è un tipo di ulivo che partiva da Nizza e arrivava sino in Abruzzo. E oggi si chiama, noi abbiamo la Vagnina, abbiamo la Taggiasca, abbiamo il Frantoio, abbiamo tante varietà che Gallesio definiva in una varietà soltanto, però in ogni posto hanno acquisito delle capacità, cioè geneticamente sono uguali, però come sempre succede il posto ti fa diventare diverso il prodotto. E qui c'è un capitolo che lasciamo alla fine perché di questo vorrei continuare a parlare. Ecco, come vedete, se Giaculla e se Giacamugina. La camoglina, vabbè, lo dice il nome, no? La conoscete, magari qualcuno di voi che fa un passo lungo la San Rocco di Camolli, lungo la costa di Nozarego, sicuramente qualche esemplare, anche perché come vi dicevo è stata tra le prime a essere ridiffusa sul territorio, è presente abbastanza, diciamo, con una certa frequenza. Quindi la camogina è una ciliegia buona, col peduncolo molto lungo, vedete, rispetto alle altre molto lungo, ed è una prelibatezza dal punto di vista proprio diciamo organolettico, così come la scegiaculla. La scegiaculla l'abbiamo mangiata 15 giorni fa. Adesso per esempio, faccio un esempio tanto per dirvi, la scegiaculla non ha preso il verme, mentre le altre, anche le masine che una volta erano esenti dal verme, oggi sono sensibili. Perché? Perché è arrivato un parassita dall'est, che appunto non è più la mosca delle ciliegie, ragolesi, ma è un altro parassita che depone le uova nelle ciliegie e non se ne fa problemi, perché a volte ne depone anche di più, cioè più insetti depongono le uova nello stesso frutto. Diciamo, essendo molto più precoce, anche le masine che una volta erano esenti dal verme delle ciliegie, oggi invece purtroppo. La scegiaculla, proprio per la sua conformazione, evidentemente ha una buccia piuttosto oleosa e consistente, non è un durrone ma neanche una masina, è una via di mezzo, però per esempio le abbiamo raccolte, direi che tra tutte quelle che abbiamo mangiato non abbiamo trovato alcun verme. Vabbè, io le mangio lo stesso anche se c'è, non mi importa, però volevamo portarle, soltanto che siamo capitati in un momento in cui le ciliegie sono finite e le altre frutte non sono ancora mature, per cui ci avevamo poco e niente e non abbiamo portato niente. Nella nostra volontà c'era l'assaggio della biodiversità, ma abbiamo mancato.
Quindi la scienza culla, per esempio, viene da Sant'Olcete, quindi non è poi tanto sulla zona Costamonti, dove c'è anche un agriturismo che la coltiva, quindi hanno questa varietà da cui l'abbiamo presa, perché avevamo i contatti con questa azienda che faceva l'alternanza scuola-lavoro con i nostri studenti, quindi abbiamo avuto i contatti con questa signora e che appunto ci ha fornito ecco, i fichi. Il fico è un problema oggi, per esempio. Ecco, il fico, quando parlo di resistenza, purtroppo i fichi, anche quelli nostri tradizionali, Brigiassotti, il fico paradiso, l'arbicum, che è un fico nero allungato, ecco, molto buono, hanno il problema del punteruolo del fico, che è arrivato anche quello da Taiwan, e quindi cosa è successo? Che i fichi nostri erano impreparati, come d'altronde tutti i fichi presenti diciamo in Italia, e alcuni anni fa già si era manifestato soprattutto nella zona della Toscana, poi piano piano è arrivato qui da noi. È un parassita che depone l'uovo alla base del tronco, e le larve lunghe 3-4 centimetri praticamente provocano la rosura del colletto, quindi della base del tronco della pianta, e la pianta a un certo punto cade a terra e magari non se ne accorge neanche. Infatti io ne avevo uno, sapevo già di questo problema, che appunto di questo parassita, avevo controllato la pianta che non avesse alla base delle rosure, ci fossero non mi sembrava che ci fossero dei problemi, invece un bel giorno, non so se vi ricordate qualche anno fa quando c'è stata quella tromba d'aria che ha preso un po' la zona di alcune parti del Novesato, quella mattina, l'indomani mattina me lo sono trovato proprio a terra, e poi aveva sotto il livello del terreno tutta una base di rosura, di segatura prodotta da questo parassita. E quindi ecco, di fronte a questo purtroppo bisogna, se non lo si conosce il problema non si sapeva come affrontarlo al momento. Oggi probabilmente ci sono i mezzi per poterlo come dire, combattere. Ecco, qui abbiamo altri frutti. Ve ne cito alcuni perché sono tutti belli, sono tutti rappresentativi, ma questo per esempio, ecco, il menapiolle è un melo, anche questo prelevato nella zona di Piccarello, quindi zona di Sant'Olcese sempre, da una famiglia che lo coltiva, e quando mi hanno parlato di questo menappiolo, pensavo così a un nome, e poi lavorandoci sopra abbiamo anche poi visto il vocabolario genovese e italiano. Per esempio sul Casaccia è citato menappiolo, melo verde, mela verde, croccante, dolce, e quindi appunto, per dire, era già citato nel vocabolario. La mela limonina, vedete che è una mela piccolina, allungata, molto ricca di nutrienti rispetto alle altre mele, quindi è un concentrato di succhi, ed è particolarmente adatta anche alla zona marittima, mentre le altre mele diciamo hanno più problemi, perché il melo, come sapete, è una pianta delle zone montane, pedemontane e montane. Anche la roncalina, ecco, la roncalina è una mela tipica della Valle Scrivia, quindi zona di Manesseno, Comago, è una mela non grossa, un po' schiacciata, rossa direi in maniera abbastanza diffusa, e molto dolce, non prende il verme, mentre diciamo le altre mele, io ho delle mele, per esempio a fianco c'è una mela Fuji che avevo anni fa acquistato, poi l'ho innestato con la mela roncalina, la mela roncalina matura bene, le altre prendono il verme, quindi la mela roncalina la mangio, l'altra mela magari la mangio, magari ne mangio un pezzetto, però poi il resto mia moglie la butta via perché lei. E poi ecco la mela fossa è una mela sempre da Valpolcevera, che è una mela schiacciata,
con una cavità calicina molto pronunciata, vedete? Ha proprio una fossa. Quindi la signora che me l'aveva fatta conoscere mi aveva portato dei rami che poi abbiamo innestato, e a San Siro è presente, io l'ho innestata anche. Questa mela mi ha detto che il proprietario di questo albero prima di morire volle mangiare come ultimo desiderio la mela fossa. Questo è un aneddoto che mi è stato raccontato dalla signora che mi aveva dato questa mela. E poi potremmo parlarne a lungo anche di altre. Ecco. La Pei-Durango è una pera estiva, anche questa con una buccia gialla, di colore giallo, un po' bitorzoluta, molto buona, e si mangia nel mese di luglio, giugno-luglio, insomma dipende un po' dall'andamento stagionale. Buonissima era pera Delou, non so perché se l'abbiamo presa nella zona del parco, anche questa di Portofino, però è una pera che diventa proprio dorata nella parte meno esposta al sole, e invece la parte esposta al sole diventa un po' rosseggiante, diciamo, ma una mela anche questa molto croccante, buonissima, e non prende il verme anche questa, va bene? Mele e pere i liguri le coltivavano e facevano il sidero, per cui mettetela in campo, ecco. Il sidro è una bevanda che i liguri, per cui parlo di popolazioni molto antiche, utilizzavano ampiamente. Sì, assolutamente. Noi ad esempio siamo andati in Normandia in pellegrinaggio per conoscere il sidro e le coltivazioni di melo e il Calvados, però è una delle cose che abbiamo perso, perché le mele selvatiche c'erano, erano coltivate ed erano utilizzate. Io volevo dirvi che chiaramente io non ho un terreno molto ampio, parliamo di ettari, parliamo di migliaia di metri, per cui cosa ho dovuto fare per cercare di allargare al massimo la mia biodiversità personale? Quella di fare più innesti su uno stesso albero. Quindi per esempio ho trovato una pianta di melo, speriamo che campi ancora a lungo, però alla base dei funghi diciamo che non sono un bel segnale, però ce l'aveva già 20 anni fa, e quindi è andato avanti. Dei fomes sono quei funghi lignicoli alla base del tronco, però ancora adesso fruttifica abbastanza bene. E questo pero per esempio l'ho innestato c'è stato un momento che ne aveva 8 varietà diverse, quindi una branca per ciascun tipo di pera che mi veniva voglia di. Allora, visto che racconta queste cose, vi racconto un altro aneddoto. Ci hanno chiamato da una scuola di Granarolo dicendo: oh, abbiamo una mela locale, assolutamente venite. Io, Marco, per me è il mio maestro, per cui non mi muovo senza il suo benestare. Andiamo, era una golden, banalissima golden, però Marco è intervenuto, per cui è diventata una mela roncallina, una mela Carla, una mela Camelotta, per cui c'erano 4 mele. Questa era una zona assolutamente abbandonata. In poco tempo in 2 anni sono diventati 9.000 metri coltivati dai bambini con un gruppo di volontari locali, ed era uno degli orti più belli che avevamo. Un giorno abbiamo portato un'esperta di meli antichi a lezione, e appena arrivata ha messo tutte quante le mele, poi ha preso una golden, una starking, e voi le conoscete? E i ragazzi la guardano: ma quelle le conoscono tutti. No, noi conosciamo quelle altre, perché loro avevano l'orto coltivato con tante varietà locali. Grazie. Vai avanti. Ecco, e qui siamo arrivati alle prugne.
vorrei parlare un po' delle prugne perché ne parliamo più avanti, ne parla Marcello. Abbiamo messo in campo anche con il municipio della Media Val Bisagno, tra l'altro anche il comune ha dato, diciamo, il suo contributo, darà spero il suo contributo. Abbiamo messo su un progetto che si chiama Progetto Arselina, grazie anche all'assessore del municipio 4 Media Val Bisagno, Claudia Benassi, che è una signora appassionata, molto che ci ha appunto contattati e ci ha chiesto quali potevano essere i frutti che voleva valorizzare per la Val Bisagno, e allora gli abbiamo detto: ma secondo noi i frutti più adatti per un'agricoltura di questo tipo nella nostra zona potrebbero essere le prugne, perché appunto intanto hanno un grande vantaggio. L'arselina è una pianta franca di piede. Cosa vuol dire? È una pianta che non ha bisogno di essere innestata, nel senso che si sono mantenute nel tempo. Perché morta la pianta madre, alla base nascevano dei polloni che avevano le stesse caratteristiche, e quindi per fortuna il tempo non le ha distrutte, non le ha abbandonate. Esatto, dei polloni, brava, dei polloni che appunto, e quindi la pianta giovane diventerà poi un'arselina anch'essa. E poi le prugne, direi, i brignui, no? Come vengono chiamati, da noi sono molto adatti dal punto di vista anche del terreno, dell'ambiente pedologico, perché appunto sopportano bene, o comunque crescono bene anche nei terreni argillosi, nei terreni che hanno una consistenza, diciamo, tipo argilloso, umido spesso. E accanto a questa l'abbiamo chiamata Progetto Arselina perché l'Arselina è il simbolo, insomma, della Val Bisagno un po'. E poi accanto a questa abbiamo detto: vabbè, ci metteremo poi delle altre varietà di prugne, quindi il progetto è quello di, anche qui, far sì che queste piante vengano conosciute e poi affidate a chi, questo poi ne parlerà Marcello, le vuole poi coltivare nel proprio campo, quindi semplici privati o anche aziende agricole che hanno voglia di diffondere. Questo era un modo per cercare di dare uno slancio a questo tipo di frutticoltura. E poi spendo una parola solo per il Brignon di Terranova o dei Fratti. Questo è una prugna che proviene in origine è una damaschina, quindi dalla Siria. È stata importata dai frati benedettini in Calabria e poi è stata portata dagli emigrati calabresi a Genova, nelle vallate della Val Polcevera e della Val Bisagno. E questa è appunto chiamata Brignon di Terranova. Terranova è un paese della zona diciamo vicino a Gioia Tauro, Rosarno, quindi ed è una prugna squisita che diciamo è deliquescente, con il nocciolo che si stacca, matura a luglio, inoltrato, e appunto è una prugna che poi è conosciuta anche come prugna Dante in Francia, perché poi l'hanno portata anche in Francia, e quindi l'ho voluta citare perché è diventata un patrimonio anche delle vallate nostre, che ovviamente, come sapete, sono state popolate nel recente passato appunto dall'emigrazione dal sud Italia. Scusa. Ecco. Questa è un'uva, non le abbiamo citate le uve, abbiamo solo fatto vedere nel libro, abbiamo pubblicato delle foto, perché sulla vite ci sarebbe veramente un monumento da fare, non è qui il caso. Noi ho raccolto questa vite nella zona della Vallentro, quindi Viganego, ed è un'uva che anche qui ho conosciuto tramite un amico che andava per funghi, anche io andavo per funghi, e mi ha parlato di questa uva che appunto coltivavano da tempo immemorabile i suoi, e la chiamavano Daudescu, Daideschi, non si capisce, però tutta la zona della Vallentro la conoscevano.
anche il nostro collega Siri, che è appunto della zona della Vallento, di Cisiano, la conosce. E questa uva, per esempio, ha una particolarità, che essendo caratterizzata da una buccia piuttosto spessa, la conservavano durante l'inverno, quindi la appendevano, no? E la mangiavano poi stramatura, quindi appassita, e quindi è l'uva che appendevano durante il periodo invernale. Ecco, vi ho parlato di ortofruticoltura, e quindi tra le piante ortive che abbiamo cercato di recuperare, ne cito due. Uno è il Pursamin genovese, che è malfatto, che abbiamo anche coltivato nell'orto sinergico della scuola dove siamo volontari appunto per i bambini, collaboriamo con la scuola appunto con i bambini. E la Pursamina è una varietà di pomodoro che tutti magari conoscono perché la vendono sul mercato, però questa è proprio una varietà di pomodoro coltivata dai fine dell'Ottocento, prima a Borzoli, poi è stata portata su nella zona appunto della Valle Scrivia, e questa famiglia appunto la manteneva con le caratteristiche appunto tipiche, ed è un pomodoro che, come vedete, a differenza di quelli commerciali, ha di un rosso amaranto veramente particolare, ha una polpa acidula, cresce in maniera indefinita, anche più di 2 metri, 2 metri e mezzo, e produce fino a praticamente anche i grappoli in alto che tanti tendono a togliere per far crescere di più gli altri frutti. In realtà questa pianta è molto rustica, e quindi anche nelle parti alte della pianta diciamo le porta a maturazione, ovviamente se la stagione autunnale è favorevole, ecco. E l'altro è un Treikanti, lì vabbè è fotografato ancora immaturo, Treikanti, questo ci è stato fornito, possiamo dirlo? Certo. Da un nostro amico Sergio Rossi, che magari alcuni conoscono perché collabora con Telenord a fare questi programmi di agricoltura. E lui mi aveva portato i semi anni fa, dicendomi che appunto erano semi provenienti dalla zona di Carloforte, e che erano stati portati dai Pegliesi, dapprima a Tabarca, poi a Carloforte, ed è un pomodoro particolare perché Treikanti vuol dire 3 angoli, quindi è una specie di pomodoro tipo il San Marzano, il Pendino comunque, però con 3 costole, che appunto in commercio non si trova. Anche questo è un pomodoro che cresce abbastanza in alto e produce, direi, bene, ma tra i due sicuramente preferisco il Pursamin. Nel nostro viaggio abbiamo incontrato i Romanengo e siamo rimasti affascinati dalle loro storie, dove ci incrociavamo nelle varietà. Noi parlavamo di una varietà e loro dicevano: noi con questo ci facevamo quella cosa lì, quell'altra cosa lì. Insomma, noi ci siamo incantati, era anche Sergio Rossi con noi, è stata una giornata veramente piacevole e interessante. Sicuramente i dolciai, diciamo così, liguri, erano uno snodo importante per la frutticoltura, cioè molti producevano appositamente per i Romanengo, come altri in altre province, perché in provincia di Savona c'è una tradizione che è assolutamente analoga, pensate ai chinotti. Comunque, dette queste cose, probabilmente dovremo, vabbè, questo è il nostro libro, cosa si può fare per valorizzare le varietà locali? Per tanti anni si è fatto niente, anzi si è fatto di tutto per distruggerle. Però negli ultimi anni c'è stata un'attenzione particolare.
c'è un registro nazionale delle varietà locali che oggi è tenuto a livello regionale, e la Regione da questo punto di vista ha fatto uno sforzo, direi, piuttosto importante, sia dalla parte dei frutti sia dalla parte delle razze locali. Pensate alla Cabannina per capirci, e anche adesso sulle comunità che stanno nascendo nei confronti del recupero del territorio, per cui c'è una grande attenzione anche dalla parte della Regione, e trovare delle istituzioni che ti appoggiano in questo lavoro è fondamentale. Qualcuno mi parlava di Santo Stefano d'Aveto e di Reggio Aglio. A Santo Stefano d'Aveto in questo momento, diciamo, c'è una grande attenzione dietro alle attività locali dell'agricoltura. Si possono fare tante cose, dove i comuni appoggiano questa attività, evidentemente la storia è più facile. Non dobbiamo parlare di aspetti, non volevamo parlare di aspetti scientifici, però vabbè, ci è venuta anche la voglia degli OGM. Avete sentito parlare, sapete che ci sono questi vecchi OGM, pensate a quanto ha fatto la Monsanto. Direi che il grande risultato degli OGM è creare delle varietà che siano resistenti a un erbicida, il glifosate, notoriamente cancerogeno, e che questa attività ha aumentato il consumo di glifosate e di tutti quanti gli altri diserbanti che sono più potenti, per cui diciamo che non ce n'è venuto niente. Adesso c'è un altro momento, stanno venendo fuori l'equiparazione delle varietà, tra le varietà locali, delle varietà ottenute con i nuovi OGM. I nuovi OGM significa che invece di inserire dei geni appartenenti ad altre specie, si utilizzano geni appartenenti alla specie. Molti hanno detto che questo è analogo alle varietà che vengono selezionate e coltivate locali. In tanti pensiamo che non sia vero, perché un gene sicuramente può modificare una proteina, può modificare qualche cosa, però l'interazione con l'ambiente è estremamente più importante. Qualcuno ha parlato di geni spazzatura, mentre ultimamente si sta capendo che questi geni spazzatura non sono, ma hanno una grande capacità di regolazione. Noi siamo abbastanza preoccupati di questo aspetto, e non siamo molto d'accordo sul dire che i nuovi OGM sono uguali alle varietà comuni e alle varietà locali. Sono un altro mondo. È vero anche che il mondo delle varietà locali è un mondo che fatica ad andare avanti, perché la legislazione sementiera è estremamente severa, e non è una cosa cattiva questo. Però non so come spiegarlo in termini semplici. Perché non ci possiamo scambiare i semi? Perché non possiamo utilizzare i vecchi modi di selezionare le piante, cercando di sopperire i problemi che le mutazioni climatiche ci stanno dando? Per cui noi facciamo fatica a conservare le varietà locali, però lo facciamo, e lo facciamo sempre di più con le comunità che ci sono intorno. A noi della Monsanto obiettivamente ce ne importa poco, ecco. E penso che anche al consumatore normale non è che debba avere grande interesse ad avere a che fare con varietà che sono fatte per essere vendute e fare profitto, e solo quello, certamente non a valorizzare determinate aree, oppure a far sì che siano coltivati in comprensori dove si coltiva tutta quanta quella cosa lì, e dove l'impatto ambientale evidentemente è molto alto. Abbiamo imparato nel corso dei nostri studi, della nostra attività, che valorizzare l'ambiente è estremamente importante. L'ecologia ci insegna come fare, e noi cercheremo di utilizzarla ancora.
e ci fermiamo. No, non ci fermiamo perché No, volevo solo dire qualcosa perché mi dite, qualcuno magari farà la domanda, ma queste varietà se io le voglio comprare dove le posso prendere? Giusto? Immagino che... Allora, noi l'abbiamo anche citato sul libro, i vivai che qui nel Genovesato sono più sensibili a questa tematica, o comunque anche per motivi economici, perché chiaramente senza un interesse economico non lo fanno per la gloria, essendo diciamo aziende che diciamo hanno un interesse economico come primis, però questa coscienza di vendere varietà autoctone ce l'hanno, e direi che il più bravo, comunque quello che ha un assortimento più ampio di varietà autoctone, è Gaggero di Carasco, molti lo conoscono. Se voi andate nel reparto frutticolo in autunno, quando ci sono le piante a radice nuda, perché è meglio comprare sempre radice nuda e non nel vaso, perché nel vaso poi sono già forzate, hanno la circolarità delle radici, se rimangono lì poi si atrofizzano le radici, quindi quando uno le prende pensa di fare una bella cosa, prenderle dal vaso, staccarlo e metterle, piantare nella buca, ma in realtà non va bene così, bisogna farci tutto un lavoro insomma, vabbè, è una cosa che mette la radice nuda, si tagliano un po' di radici, si taglia la parte aerea, si mette nel terreno, ovviamente opportunamente preparato, e si pianta. Quindi il momento migliore per piantare gli alberi è l'autunno, ottobre-novembre, non febbraio-marzo, quando in genere c'è la fiera di Sant'Agata. È un po' tardi. Cioè, si può fare, ma quindi perciò Gaggero però ci sono anche... A Recco c'è Traverso, la famiglia Traverso, che anche loro hanno una sensibilità verso questi alberi qui, e poi stiamo cercando di convincere i nostri piccoli vivaisti della Val Bisagno, o comunque quelli che conosciamo più da vicino, per cercare di appunto anche loro fare questo tipo di operazione, di vendere, magari comprandole da Gaggero, e poi loro le mettono in vaso, e così ci guadagnano anche loro, perché se non ci guadagnano non lo fanno. Per cui, però è l'unico modo, oltre appunto al progetto Arsellina che l'assessore ha voluto mettere in campo, e quindi noi abbiamo aderito, diciamo, con piacere, e quindi vedremo un po' di portare avanti e far conoscere questa realtà appunto alle persone che hanno questa sensibilità. E invece la frutta proprio senza far crescere gli alberi, ma per esempio questa specialità di frutta antica dove si può... Questa specialità è molto difficile, c'è qualche azienda, però qui non so se... No, una cosa che volevo per terminare il suo discorso è che un altro compagno di viaggio sono i Vivai Montina di Cisano sul Neva, che hanno una collezione di varietà locali assolutamente straordinarie, sono quattro generazioni di vivaisti, e sono vivaisti effettivi, cioè loro producono le piante che vendono. Ad esempio noi non abbiamo sterito nessuna varietà di pesco, mentre la peschicoltura era assolutamente diffusissima in Val Polcevera, in Val Bisagno, però... Anche le albicocche dirà qualche cosa. Ricordiamoci che l'albicocca di Valleggia, oltre a dare dipendenza in una maniera assolutamente proprio è impressionante, ecco, era una delle, cioè, la Liguria era la seconda produttrice di albicocche d'Italia, per dire quante ce n'erano. E poi la zona di Vado, la zona di Valleggia era la zona più importante. Partivano, andavano a Milano. Sicuramente un limite di questa varietà era la non grande capacità nel trasporto, cioè non sono varietà che servono per essere trasportate, ma sono varietà che hanno il loro vantaggio nel momento in cui le raccogli dagli alberi e le mangi, e sono assolutamente insuperabili, non c'è paragone di nessun genere. Volevo aggiungere ancora una cosa, appunto, parlando di pesche e di albicocchi. Qualche albicocca l'abbiamo inserita, le pesche no, perché tra le pesche in Montina sì, perché sono presenti sul territorio da molto tempo, le hanno curate molto queste specie. Noi in Val Bisagno, o comunque nelle altre vallate, il pesco è una pianta molto delicata, molto sensibile ai funghi, alle patologie, quindi se io abbandono una pianta di pesco, dopo qualche anno è bella che è morta, l'anno dopo se non
siamo 2 anni dopo. Quindi trovare delle pesche antiche, tradizionali, non è facile. Le albicocche sì, ce ne sono alcune, le chiamano, anche se andate da Gaggero, per carità, validissime, però c'è scritto albicocca di Montoggio, albicocca di Levi, albicocca di Lavagna. Sono tutte varietà che sono state ovviamente selezionate sul posto e poi hanno dato il nome della località dove sono state poi mantenute in vita. Anche l'albicocco però è un problema, trovare degli albicocchi, come dire, autoctoni di lunga datazione, come invece è più facile per il pero e per il melo, per quello che ne abbiamo citate delle pesche nessuna, ma delle albicocche qualcuno l'abbiamo citato. Nespole ce ne sono, sì, moltissime sono piante franche, cioè nate da seme, butta un nocciolo, nasce una piantina, poi può venire allora una cosa volevo dire, da un seme nasce una pianta appartenente alla stessa specie, però attraverso appunto l'impollinazione, attraverso i geni, non sappiamo che cosa viene fuori una nespola, però questa nespola può essere grande, grossa, buona, saporita, come può essere una nespola di scarso significato. Quindi vi racconto cosa abbiamo fatto con le patate, perché abbiamo questa collezione bellissima, a un certo punto da una pianta da una quarantina è nato un frutto. Voi sapete che le patate oltre a fare i fiori fanno anche i frutti, frutto assolutamente da noi non commestibile, tossico, si muore, proprio una cosa incredibile. Abbiamo preso questo frutto e abbiamo tirato fuori 156 semi, abbiamo messo questi 156 semi in 156 vasi e sono nate 156 piante differenti, perché le piante, cioè tutte le piante da frutto danno origine a dei semi che sono fondamentalmente diversi, salvo qualche le piante, non so, come il frumento, se prendete i semi sono praticamente tutte uguali perché si autofecondano. Ci sono delle piante che si autofecondano, altre invece che hanno la fecondazione incrociata. Normalmente hanno la fecondazione incrociata. Di queste 156 piante abbiamo fatto la selezione su un parametro che era quello della resistenza alla peronospora. Di 156 piante ne abbiamo tenute 11. Di queste 11 abbiamo fatto un'ulteriore selezione, ne sono rimaste 8. Di queste 8, una produceva di più. La pianta era più grossa, cioè aveva una forma più bella, era rossa di colore, l'abbiamo chiamata Ruber Spes e adesso la coltiviamo, fa parte delle nostre varietà. Questo per far vedere che bisogna andare avanti, non è che abbiamo il museo, dobbiamo cercare di trovare delle varietà che servano. Le quarantine sono tanto buone, però producono poco, sono bitorsolute, finché non sono nel piatto sono un problema. Nel piatto poi sono eccezionali, ma finché non sono nel piatto sono un problema. Dimmi. Volevo dire una cosa, io sono la moglie di Marcello, quando Marcello diceva devo parlare in modo semplice pensava no, volevo ricordare un'esperienza che noi due facciamo quasi ogni anno, e cioè la rassegna dei frutti antichi del castello di Paderna, provincia di Piacenza. Ai primi di ottobre c'è questa manifestazione che dura un weekend, il castello tra l'altro è molto bello, e arrivano produttori di varietà antiche da tutta Italia, sia con alberi sia con i frutti, quindi chi era curioso del frutto antico, ecco lì se ne possono trovare, confortami. Tante, ci sono anche al Castello di Masino, c'è una bellissima manifestazione a questo proposito. A Paderna, da quando c'è questa mostra, il Consorzio della Quarantina è sempre presente con la sua collezione di patate e con la sua mostra che racconta la storia delle patate dalle Ande fino ai nostri Appennini. Castello di Paderna, vabbè. Castello di Paderna è in provincia di Piacenza, proprio alle porte del... Direi che se non ci sono domande noi siamo... bisogna fermarci, per cui non è che...
ringraziare molto, ecco, perché direi che finiamo in bellezza il nostro anno con questi interventi così appassionati, vivaci, colorati anche, no? Proprio belli e anche interessantissimi, anche tanti riferimenti così storici, penso a chi, a qualcuno qui in sala. Quindi questo così veramente grazie. Ricordavo che noi siamo andati a visitare il Marsano parecchi anni fa, abbiamo girato un po' nei giardini, eravamo venuti anche per vedere la centrale solare Francia, no? Che si chiama, che vabbè, è in disuso, però in America una centrale simile ancora usata, e siamo stati qualche anno fa anche da Romanengo. Sugli OGM, ecco, io mi piacerebbe approfondire il discorso, perché penso che sia un discorso molto interessante, appassionante da vedere, diciamo, ad ampio spettro come cosa. Mi sono dimenticato di dire che il Museo Doria ha ospitato per 2 settimane la mostra Patate dal mondo, ecco, perché è stata una bella esperienza tra tutti i posti che siamo andati, perché è una mostra che gira per tutta Italia. E quindi se qualcuno vuole fare qualche intervento, siamo insomma già come tempi, ma insomma se qualcuno vuole fare ancora qualche intervento. Il libro, vi raccomando il libro che anch'io l'ho portato da farglielo vedere, il libro che hanno scritto, non so più dove l'ho messo, ecco, eccolo qua, Storie di frutta e dintorni, e, insomma è proprio sulla ricchezza della nostra terra, quindi veramente molto interessante. Vita vissuta, ecco, quindi direi qualcuno vuole. No. Allora chiudiamo quest'anno, ringraziamo i nostri 2 relatori, Marco Paolo Triniti, Marcello Maimone, e cercheremo di organizzare, come volevamo, qualche gita sul territorio, ecco, per andare un po' a visitare questi luoghi e questi. Ecco. Scegliete voi tra le tante occasioni che ci possono essere. Ci faremo suggerire una gita non troppo complicata come avevamo previsto. Vabbè, allora io insomma vi ringraziamo tutti e ci rivediamo. Buona estate a tutti, diciamo. Ci rivediamo, vi manderemo i nostri messaggi, ci rivediamo a ottobre. Ecco, ci rivediamo a ottobre in questa sede in cui continuano gentilmente a ospitarci. E allora grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie carissimi, veramente gentilissimi.